Non ci sono due leghe, la Lega è una sola, dopodiché c'è dibattito, ma è logico che ci sia, perché un amministratore ha un campo di visione, un osservatorio che è diverso da quello di un segretario. Lo ripete come un mantra Luca Zaia all'indomani delle amministrative 2021. Non esistono due leghe, dice ai giornalisti, smentendo anche ricostruzioni di un imminente regolamento di conti ai vertici. Inaffidabile fonte che dice che Giorgetti, Zaia cospirano perché Federica vada a fare il segretario. Cioè, io boiate ne ho viste tante, lette tante, ma così mai. Io non vorrei che sia più un'aspettativa di qualcuno a vedere casino che, come si può dire, un impegno da parte nostra. Poi scandisce a chiare lettere. Io questo impegno in regione lo voglio portare avanti, punto. I numeri del voto però rimangono ostinati. La Lega vince, anzi stravince in Veneto, mentre arranca altrove nello stivale a partire dalle grandi città. Ma anche qui il governatore getta acqua sul fuoco, ricordando come i leghisti non abbiano mai conquistato davvero le metropoli. Eppure gli errori, soprattutto nella scelta dei candidati da Milano a Napoli, ci sono stati, come ammesso dal leader Salvini nelle scorse ore. Penso che Salvini ieri abbia fatto una considerazione corretta. Portare i candidati all'ultimo minuto non è una gran roba, a meno che tu non arrivi lì con una star, cioè, capito? Cioè, quando entrava Vareni all'ippodromo, cioè, arrivava per ultimo, tanto vinceva la gara, non gli serviva a fare tante sgambature, cioè, era Vareni. Ma l'analisi di Zaia va oltre la Lega, ci sono l'azzeramento, testuali parole, dei 5 Stelle e il travaso di voti da Forza Italia a Fratelli d'Italia, una partita per il ballottaggio ancora da giocare e non solo nella sua Conegliano. È in questo clima che si continua a parlare di autonomia. Si può fare per gradi, questo è poco ma sicuro, cioè 23 materie in un giorno non te le possono dare, e questo è un segnale che voglio anche dare, ma è altrettanto vero che ci deve essere scritto che quello che è scritto deve essere solido, deve essere autonomia. Politica per una volta prevalente sui temi del Covid, forse anche questo un segno di normalità in un quadro epidemiologico e dei ricoveri in costante discesa. Su tutto l'annuncio che dal 1 novembre si parte con la possibilità del doppio vaccino. Faremo in combinata, insomma, salvo controindicazioni, quindi c'è la possibilità di fare la terza dose e l'antinfluenzale, in particolar modo pensate alle case di riposo e, diciamo, e gli over, no? E gli anziani che vogliono mettersi in sicurezza hanno questa opportunità. È tutto su base volontaria.